Alla mattina abbiamo lasciato le nostre famiglie, i figli, i mariti, le mamme. Francesca Leschiutta, 46 anni, infermiera di San Martino al Tagliamento, ha salutato il marito e il figlio. Per una settimana non tornerà a casa, dormirà nella casa di riposo di San Vito, dove lavora. Come lei, anche altri 70 tra infermieri, operatori, fisioterapisti, animatori della struttura, tutti con un unico obiettivo: tutelare da ogni possibile contagio i 260 anziani ospiti. È quello che abbiamo appena visto, un servizio del 24 marzo, nel giorno in cui entrano in vigore le nuove limitazioni previste dall'ultimo decreto presidenziale. Infatti vediamo l'esempio di chi trova soluzioni ai problemi anche nelle situazioni più delicate. Questo servizio, che poi è stato ripreso anche dai TG nazionali, ha portato poi Francesca Leschiutta a essere nominata Cavaliere della Repubblica dal Presidente Mattarella. Sentiremo più tardi dalla sua voce come è andata quel giorno e come sono adesso le condizioni nella casa di riposo dove lavora e dove ha a che fare con 260 anziani. Ma finiamo qui con la rassegna stampa e continuiamo a parlare di case di riposo. Francesca Leschiutta, coordinatrice infermieristica nominata Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica, è stata appunto una settimana in casa di riposo insieme ai 70 suoi collaboratori. Per questo appunto è stata premiata. Allora lei, che è un eroe dell'emergenza, ci facciamo raccontare com'è andata quel giorno e sentiamo dalle sue parole in questa intervista. Sono arrivata in questa sala, è entrato il Presidente, la tachicardia è partita e poi hanno chiamato il mio nome. Sono arrivata lì super emozionata e nel momento in cui ho preso la famosa scatolina con le medaglie e tutto, l'unica cosa che in quel momento mi è uscita dalla bocca è: non si dimentichi di noi nelle case di riposo. Una frase importante questa, perché effettivamente adesso le case di riposo sono di nuovo nell'occhio del ciclone. Com'è la situazione nella vostra casa di riposo? Buona, nel senso che noi non abbiamo al momento mai avuto un positivo, né tra gli ospiti ancora e neanche tra il personale. Facciamo una serie di screening, ogni 15 giorni facciamo i tamponi a tutto il personale con i tamponi acquistati dalla nostra casa di riposo, perché l'azienda non riesce a starci dietro con i tempi rapidi. Quindi facciamo ogni 15 giorni il nostro e dopo altri 15 quello dell'azienda. La cronaca ci dice che ogni giorno aumentano i focolai nelle case di riposo di tutta la regione, ma di tutta Italia. All'epoca siamo stati un po' presi alla sprovvista, ma adesso come mai secondo lei accade ancora? Come mai ce lo chiediamo anche noi, però forse la riapertura delle scuole senza un'attenzione ai trasporti non è stata la cosa più corretta da fare. Purtroppo i ragazzi arrivano a casa, infettano i genitori, infettano i nonni, e i genitori sono gli stessi colleghi che ho io, o posso essere io, che ho un figlio di 17 anni, a portarlo all'interno della struttura. Per questo i tamponi frequenti a noi, tamponi sempre fatti agli ospiti, adesso anche loro una volta al mese, e purtroppo anche questi però comprati dalla nostra casa, con un apparecchio che siamo i primi a utilizzare in regione. E quindi cerchiamo di essere certi che il virus non ci sia in questo momento e che non entri, speriamo. Quindi la sensazione è che chi fa da sé fa per tre, non bisogna aspettare che arrivino gli aiuti dal pubblico, bisogna rimboccarsi le maniche, chi ha la disponibilità economica per acquistare tamponi o macchinari lo deve fare. Questo è un po' il suo consiglio? Assolutamente sì, assolutamente. È l'unico modo che abbiamo per essere sicuri. Abbiamo paura tutti, perché adesso ogni piccolo raffreddore invece della chirurgica ci mettiamo sull'FFP2, cerchiamo di stare meno a contatto possibile con anche gli altri colleghi, stiamo ben distanziati, facciamo corsi di continuo per aggiornarci, facciamo tutto il possibile, quindi la paura rimane, ma hai quella forza di reagire, quella voglia di stare bene che ci porta avanti. Vede nel prossimo futuro la possibilità di chiudersi nuovamente in casa di riposo come già fece durante il primo lockdown? Se dovesse succedere, se il direttore domani ci dice cosa dite, torniamo a chiudere, penso che saremo tutti pronti, perché abbiamo visto che è stata la scelta più giusta. Per quanto riguarda gli anziani, i vostri ospiti, quanti ne avete e qual è il loro umore generale?
Allora, ne abbiamo 264, quelli più lucidi che capiscono quello che sta succedendo, soprattutto adesso che abbiamo dovuto chiudere le visite, sono un po' più tristi. Adesso abbiamo trovato la soluzione, stiamo facendo le visite dal tunnel, abbiamo un tunnel tutto di vetro e quindi abbiamo i parenti all'esterno e sembra che questa soluzione li stia rasserenando un po', sia l'ospite che il parente. L'unica cosa che continuo a chiedere alla gente, continuate a tenere su quella mascherina, tenete dentro quel naso, il virus c'è, il coronavirus esiste, non è vero che sono stupidate. Chi ha provato a lavorare con i malati, chi ha visto morire le persone senza la presenza dei parenti, vi assicuro che vi garantisce l'esistenza del virus. Tenete su quelle mascherine.